Il Consorzio Viveracqua, che riunisce i gestori idrici pubblici del Veneto, ha organizzato per la Giornata Mondiale dell'Acqua un concorso fotografico. Di che cosa si tratta e come funziona? Allora abbiamo appena concluso, stiamo concludendo una campagna di comunicazione che abbiamo detto acqua trasparente, no? E in cui vogliamo rappresentare ai cittadini cosa vuol dire portare acqua nelle abitazioni e cosa vuol dire trattarla. Adesso vogliamo provare a costruire un messaggio assieme ai cittadini in cui rendiamo protagonista l'acqua, questa risorsa così importante che arriva nelle case delle persone, che viene trattata, viene sporcata, noi ci impegniamo poi a restituirla all'ambiente e vogliamo appunto assieme ai cittadini provare a rendere protagonista l'acqua. Lo facciamo con un concorso fotografico, chiediamo a chiunque, a qualunque cittadino di mandarci del materiale fotografico che ritenesse utile e importante entro il 30 di aprile di quest'anno, mandandoci anche in maniera molto semplice alla nostra casella mail che è concorso@viveracqua.it e noi poi faremo delle valutazioni sul materiale e premieremo i risultati migliori. Quanta acqua viene utilizzata in Veneto? Gli acquedotti portano circa 300 milioni di metri cubi nelle case e nelle industrie. Quest'acqua poi viene sporcata da noi e noi la trattiamo, quindi portiamo 300 milioni e trattiamo 300 milioni di metri cubi ogni anno. Per far questo, tutti assieme, gestiamo circa 5.000 impianti, tra acquedotto, fognatura e depurazione, 60.000 chilometri di condotte e manteniamo tutto il sistema investendo circa 200 milioni di euro ogni anno in tutto il Veneto per mantenere questa infrastruttura che ci consente questa erogazione. Acqua protagonista per i gestori idrici, ma anche per tutto il territorio, soprattutto in questo periodo di siccità. Ecco, appunto, l'acqua diventa protagonista anche quando manca, no? Come il rischio, diciamo che siamo territori dove l'acqua è sempre stato un bene molto diffuso, le nostre città sono cresciute attorno all'acqua e quindi è un problema che non abbiamo mai sentito in maniera importante, se non magari in qualche situazione, nelle zone montane, in alcune stagioni particolarmente impegnative. I cambiamenti climatici però ci stanno dicendo che anche le nostre zone potranno essere interessate da periodi impegnativi sotto questo profilo e quindi sta a noi, assieme a tutti i cittadini, preservare questa risorsa lavorandoci in maniera efficiente e coinvolgendoci anche nella sensibilità verso questo bene che appunto forse si sente più quando manca rispetto a quando ne beneficiamo.